nata così, da un'idea in comune tra me, la dottoressa Latini Alessandra e l'assessore allo sport di Albignasego Gregory Bottin. Da un'idea è nata questa iniziativa, nel periodo estivo poter dare la possibilità alle persone che sono in paese di poter usufruire e anche sperimentare cosa significa lo stretching per il nostro corpo umano e anche per le nostre emozioni, per tutto un benessere psicofisico. Stretching di attività che è rivolta a qualsiasi persona, a qualsiasi tipo di età, quindi dai bambini, giovani adulti, persone anziane, senza limiti di età. È un'attività, definiamola soft, quindi di allungamento muscolo-tendineo, molto dolce, con abbinato il lavoro sulla respirazione che è fondamentale proprio nell'allungamento dei vari muscoli del corpo, nonché anche ad un lavoro di ascolto del proprio corpo. Porta un beneficio, definiamolo globale, perché, o nonché anche relazionale, perché lo stare insieme così, guardarsi, a volte confrontarsi, ma è un benessere proprio della persona perché ci si sente meglio, la classica sensazione di essere più sciolti, quasi fosse una libertà maggiore si potrebbe interpretare. Continua la nostra attività come assessorato allo sport di ravvivare i nostri bellissimi parchi. Ricordo che abbiamo varie attività anche come il Tai Chi, lo stretching, le varie iniziative che abbiamo fatto che continueranno ad essere fatte come la Summer Run, ad esempio Emozioni in corsa, che è stata una corsa per beneficenza, e soprattutto ormai la nostra bella realtà che è diventata la Due Passi, una corsa per te, che coinvolge dalle 300 alle 400 persone. Questa iniziativa è stata promossa e organizzata per tutti i sabati da oggi fino al 5 settembre dalle 9 alle 9:45 qui a Villa Ubizzi.